Sergio Silva, commentare una sconfitta nei tempi supplementari, si va a gara 3, però sono playoff durissimi. Ma lo sapevamo, non è che non lo sapevamo. Avevamo il vantaggio di giocare 2 partite in casa all'inizio, avevamo anche il vantaggio di aver vinto la prima fuori, che abbiamo perso oggi, ma Grosseto forse è stato meglio di noi, ha creduto forse più di noi, non siamo stati bravi anche nella gestione della fase attaccante e mi prendo tutte le responsabilità. Non è finito niente, quindi manca un'altra partita che si giocherà qui a casa nostra e penso che abbiamo tutte le possibilità di andare avanti. Sì, tra l'altro abbiamo commentato la difesa a zona del Grosseto, vi ha messo un pochino in difficoltà, pochi tiri in quel frangente. È una difesa creata per quello, non siamo abituati a trovare squadre che giocano a zona, penso che si torna agli anni 80, ma se ci ha messo in difficoltà è la verità, ma penso che non è stato solo quello, c'è da capire le cose che abbiamo fatto meno bene, quelle che abbiamo fatto male e le cose che abbiamo fatto bene e ripartire da lì, analizzeremo, abbiamo 2 giorni per preparare la partita di mercoledì, ripeto, non è successo niente, non siamo abituati a perdere. Tra l'altro prima sconfitta interna della stagione proprio al Capanino. Ultime 2 considerazioni, come sta Marco Pagnini e poi recuperate Francesco Panini. Sì, Francesco rientra mercoledì, Marco non so come sta, sicuramente non bene perché se non l'avrei utilizzato. Se non ci sarà Marco ci sarà qualcun altro in panchina che cercherà di dare la mano che deve dare perché sono tutti utili come si è visto oggi e con quelle che ci saranno cercheremo sicuramente la vittoria.